Se stai guardando questo video, probabilmente stai soffrendo di ansia, tensione corporea da diverso tempo. Un'ansia magari generalizzata su tutto il corpo che non parte solo dalla pancia o solo dal petto, ma parte dalla nostra mente, dal nostro sistema nervoso. Infatti, il sistema nervoso è colui che crea diversi sintomi persistenti, anche chiamati ansia piuttosto che dolori, dolori che possono andare ovunque, diffusi. Stiamo parlando quindi di dolore alla cervicale, mal di testa, problematiche digestive, dolori che possiamo chiamare nociplastici, ovvero non creati da un problema organico nel corpo, ma da una ipersensibilità del sistema nervoso. Ecco perché spesso dico che non è una questione solo di ansia quando soffriamo di dolori o sintomi persistenti, ma proprio da un'allerta costante dentro, che vive dentro di noi. Quell'allerta costante può essere quindi vista come un'intelligenza. Io credo che ci siano delle intelligenze all'interno di noi che agiscono in modo autonomo e inconscio. Quindi attraverso una pratica che ti farò fare insieme a me tra pochissimo del tapping EFT, riusciamo a dare un messaggio al sistema di abbassare la guardia. Questa guardia è stata presa magari da quando siamo piccoli, a causa di esperienze, a causa di eventi, traumi, oppure semplicemente apprese queste guardie, queste intelligenze apprese dai nostri genitori, magari da tua mamma, magari da tuo padre, o magari da altre persone che vivevano con te nell'infanzia. Prima di continuare con questo video, con questa guida che faremo insieme, che ti anticipo sarà uno degli esercizi più efficaci che troverai sull'ansia, ma anche sul dolore, lì su YouTube, su internet. Voglio presentarmi, fammi presentare, io sono Alessio Veneziano, se non mi conosci sono un terapista, sono specializzato nella cura dei dolori nociplastici, sintomi nociplastici, ovvero problematiche psicosomatiche le possiamo chiamare, che non sono causate da una problematica organica nel corpo. Quindi non è qualcosa che ti stai inventando o perché sei ultrasensibile o perché sei troppo debole, non è questo, è proprio sentito dal corpo, però generato da un sistema nervoso. Infatti la parola chiave è sistema nervoso. Il tapping FT è una pratica che combina la medicina tradizionale cinese con dei punti che andremo a toccare, che si chiamano punti di tapping EFT, Emotional Freedom Technique, con delle affermazioni. Quindi combina la medicina tradizionale cinese con la psicologia moderna. Queste affermazioni andranno a parlare al tuo inconscio o comunque al tuo sistema. Non è importante adesso sapere, diciamo, dal punto di vista teorico come funziona, devi solo sapere che funziona. Infatti, nel mio lavoro uso questa tecnica spessissimo e sono sicuro che alla fine di questo video avrai dei cambiamenti, anche se minimi, ma profondi a livello del sistema. Molte persone raggiungono anche il 50-60% in meno di ansia in pochi minuti. Vediamo cosa succede. Inizialmente vorrei dirti, insomma, che è importante fare un check di quanta ansia, di quanta tensione sentiamo nel corpo. Quindi, se in questo momento, prima di iniziare, senti dell'ansia e della tensione corporea, notala semplicemente, nota dov'è, mentre che ti sto parlando, magari nello stomaco, magari nel petto, magari nella gola, tensione. E nota anche il livello di questa tensione, da 0 a 10. Appuntatelo, magari su un foglio, o magari semplicemente ricordatelo a mente. Esempio, tensione al petto 8. Ok, a questo punto andiamo con questa pratica. I punti sono semplici, sono delineati in 6-7 punti. Quindi, primo punto il karate point, faremo un picchiettio su questo punto, il picchiettio tapping deve essere leggero, non è qualcosa che deve necessariamente essere potente o profondo. 3, 4, 5 tapping. Ti faccio solo vedere adesso dove saranno, quindi punto del sopracciglio,
Ovviamente poi dopo li faremo assieme, ti guiderò dove andare a fare. Lato dell'occhio, sempre sulla tempia, uso sempre due dita, due polpastrelli, sotto l'occhio, sotto in questa zona qui, molto sensibile, sempre sull'osso, sotto il naso, mento, clavicola, quindi se ho qui l'osso della clavicola, sto un dito sotto e qui posso usare quattro polpastrelli. Sotto l'ascella, questo è un punto più, dove possiamo fare più pressione, quindi qua, proprio sotto l'ascella. Non ti preoccupare di farlo in modo preciso perché la stimolazione arriva lo stesso, ok? E l'ultimo punto, in modo circolare, sulla nuca, sulla parte della testa, sopra la testa. Ok, qui uso sempre quattro dita. Ok, a questo punto siamo tranquilli, faccio partire della musica rilassante e iniziamo questo tapping insieme per l'ansia. Ripeti dopo di me e fai il tapping nel modo in cui lo faccio io. Non è importante farlo a sinistra o a destra, arriviamo all'obiettivo in ogni caso. Karate Point. Ripeti dopo di me, anche se una parte di me vive spesso in ansia, fallo a voce alta, ti consiglio di farlo a voce alta, o in uno stato di tensione costante, posso riconoscere che non è un mio difetto, ma un modo che il mio sistema ha imparato per proteggermi. Andiamo al sopracciglio, in questa ansia diffusa, lato occhio. Questa è una tensione profonda che sento nel mio corpo, sotto l'occhio, come se dovessi restare sempre pronto o pronta, sotto il naso, come se qualcosa potesse succedere. Mento, il mio sistema cerca della sicurezza. Clavicola, non c'è nulla di sbagliato in me. Sotto l'ascella, questo è solo un meccanismo appreso. Testa, posso riconoscerlo senza giudicarmi. Se fai una pausa, facciamo un respiro profondo dal naso e rilasciamo dalla bocca lentamente. E andiamo al secondo giro. Di nuovo Karate Point. Anche se questa ansia o questi sintomi sono con me da tempo, posso riconoscere che hanno avuto una sua funzione, una loro funzione. Anche se oggi mi pesano molto. Sopracciglio, questa vigilanza continua. Lato dell'occhio, questo controllo interno. Sotto l'occhio, non è contro di me. Sotto il naso, è solo un tentativo di protezione. Mento. Anche il corpo sta cercando di aiutarmi. Clavicola. Posso smettere di combattere queste sensazioni adesso. Sotto l'ascella. Non c'è nulla da eliminare o sopprimere. Testa. Ma posso iniziare ad ascoltare. Facciamo un'altra pausa e facciamo uno o due respiri profondi dal naso e rilasciamo dalla bocca lentamente. Terzo giro, Karate Point. Anche se il mio sistema crede
che restare sempre in allerta sia necessario, ora posso iniziare a rinunciare un po' a questa ipervigilanza. Sopracciglio, non devo controllare tutto. Lato dell'occhio, non devo anticipare tutto. Sotto l'occhio, non è necessario restare sempre teso. Sotto il naso, posso lasciare andare un po' adesso. Un po' di tensione, un po' di ansia. Mento, posso abbassare la guardia un po' adesso. Clavicola, perché il pericolo non è qui ora. Non c'è nessun pericolo ora. Sotto l'ascella questo momento è sicuro per me. Testa. E adesso il mio sistema mente-corpo può aggiornarsi. Facciamo un altro respiro profondo, lento, chiudi pure gli occhi adesso. E rilascia dalla bocca. E andiamo col quarto giro. Anche se non sono abituato o abituata, sempre Karate Point, a sentirmi calmo o al sicuro. Ora posso permettere al mio corpo di fare questa esperienza di riequilibrio. Sopracciglio, posso respirare più lentamente adesso. Lato dell'occhio, posso sentire il mio corpo. Lasciare la presa. Sotto l'occhio posso sentire il mio equilibrio interiore adesso. Sotto il naso posso sentire il presente. Mento, in questo momento sono al sicuro. Clavicola, il mio corpo lo sta sentendo adesso. Sotto l'ascella e il mio sistema può riequilibrarsi adesso. Testa, è sicuro essere qui adesso. Facciamo un altro respiro, 2 respiri profondi dal naso e rilasciamo dalla bocca lentamente. Rimani nel silenzio per qualche secondo. Inizia a sentire come ti senti prima del giro 5. Ok, andiamo pure al giro 5, Karate Point. Posso imparare a vivere con meno allerta nel mio corpo adesso, con meno ansia, perché non c'è nulla da proteggere. Sopracciglio, posso fidarmi un po' di più di me stesso o me stessa. Lato dell'occhio, perché non c'è nulla da controllare lì fuori. Sotto l'occhio, posso iniziare a rallentare il mio respiro. Sotto il naso posso lasciare dello spazio dentro il mio stomaco e nella mia gola. Mento, il mio corpo adesso sa come guidarmi e posso fidarmi di lui. Clavicola, posso rimanere nel presente. Sotto l'ascella senza dover reagire. Testa, è sicuro abbassare il volume della mia sensibilità adesso, della mia ansia adesso, della mia tensione.
a collo, spalle, stomaco, gola, petto. Ora fermati un attimo, chiudi pure gli occhi. Non cercare che l'ansia adesso sia sparita completamente, non c'è nulla da controllare, c'è solo da rimanere consapevoli che magari nel tuo corpo adesso ci sia molta meno allerta rispetto a prima, quando abbiamo iniziato questo tapping. E anche l'1% in meno di allerta, di tensione è sufficiente per dare un messaggio chiaro al sistema nervoso che può riequilibrarsi, fidandosi nuovamente del suo corpo, del tuo corpo. Ed è così che il sistema nervoso impara. Rimani ancora qualche secondo ad occhi chiusi, metti una mano sul cuore e inizi a sentire il battito cardiaco. Non è necessario che questo battito cardiaco adesso sia lento o meno potente. È semplicemente necessario adesso rimanere consapevole sul battito per dare un segnale chiaro al corpo e alla tua mente che non è necessario ascoltare i tuoi pensieri, ma è necessario semplicemente sentire senza analizzare. E questo già sta dando un messaggio chiaro al corpo che non si trova in allerta, in difesa, in pericolo. E adesso nota se la tensione o l'allerta è diversa da prima, da quel numerino che avevamo detto, 8 su 10, 7 su 10. Puoi riaprire gli occhi e se questo numero è sceso, vuol dire che sei capace, che il tuo corpo è capace di riequilibrarsi, ma ti devi fidare di lui e lui si deve rifidare di te. Questo è un esercizio che ti invito a fare giornalmente, almeno una volta al giorno, idealmente la mattina e la sera, quindi una o due volte al giorno. Se vuoi andare ancora più nel profondo in questa pratica, ho preparato un pacchetto di tapping, non solo sull'ansia, ma idealmente sul dolore, questa è la mia specializzazione, sul dolore persistente, i sintomi persistenti, qualsiasi essi siano, e ti invito a provare questo pacchetto che puoi utilizzare direttamente sul tuo cellulare, il telefono. Un video, sono diversi video come questo che ti aiutano e ti guidano ed è tutto guidato. Mi farebbe piacere insomma che tu mettessi un commento qui sotto nel video per dirmi se hai avuto un beneficio, così che molte persone possono vedere che questo tapping può essere di aiuto a tutti. E ti ringrazio per aver visto questo video. Di nuovo, io sono Alessio Veneziano, fisioterapista e terapista di Neurobalance, che è il mio metodo mente-corpo completo per il riequilibrio del sistema nervoso e la cura dei sintomi persistenti psicosomatici. Il tapping EFT è uno dei pilastri del metodo, uno dei, non è l'unico. Molte persone notano dei cambiamenti col tapping sull'ansia, ci sono molti studi scientifici sull'ansia dove anche 10 minuti possono fare una grande differenza in tutta la giornata, quindi più diamo sicurezza al nostro corpo con fiducia, più lui impara che la fiducia può essere qualcosa di tutti i giorni, ok? Per adesso è tutto, spero che ti sia stato di aiuto. Ci vediamo al prossimo video e guarda il link in descrizione perché troverai il pacchetto dove potrai semplicemente fare un login, un accesso e provare questi tapping EFT. Per adesso è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!